nostro e dobbiamo permettere ai giovani di poterlo utilizzare e adoperare. Quindi sotto questo profilo è necessario veramente un'apertura verso i giovani sotto questo profilo. Insiders ha pensato anche a questo. E allora, può essere oggi lo strumento che può far mettere in rete i giovani nostri e li può collegare con i nostri circoli? Perché se noi pensiamo di un giovane di portarlo fisicamente al nostro circolo, probabilmente non ci riusciamo, non ci siamo riusciti. Occorre delle novità. Allora, la novità è attraverso la fondazione di una Young Community all'interno del nostro ambito. Allora, che cos'è che abbiamo ideato? Abbiamo ideato un luogo virtuale dove i giovani possono entrare in relazione tra di loro, dove possono svolgere dei progetti, dove possono scambiarsi delle idee, dove possono semplicemente avere dei rapporti di amicizia. È questo il modello sperimentale che riguarda tutta la Svizzera. Poi vedremo che può essere anche attivato all'interno dei singoli circoli con modalità particolari, però diciamo che riguarda tutto il territorio svizzero. È un modello sperimentale in cui la Federazione Svizzera sotto questo profilo è assolutamente all'avanguardia. E allora la Federazione ha acquistato 2 domini per realizzare questo, uno spazio nel server web e con l'indirizzo insidersardigna.eu, e abbiamo acquistato anche il dominio per proteggerlo.it. Ma sul insidersardigna.eu troviamo immediatamente il luogo virtuale, che poi diventerà fisico, della comunità dei giovani sardi. Abbiamo una home page formata in questo modo, in cui nell'alto abbiamo un banner tematico che può essere modificato. Come primo banner tematico abbiamo messo chiaramente un richiamo al territorio della Sardegna. Abbiamo successivamente anche poi l'utente, quindi questo vuol dire che bisogna logarsi e poi vedremo come c'è il banner per registrarsi, e ancora abbiamo un timeline con varie possibilità poi di accedere. Abbiamo la parte membri, dove trovano collocazione di tutti i membri. L'abbiamo popolato con primi membri, però sotto questo profilo ci attendiamo i giovani, non certamente noi come membri di questa comunità, perché la comunità è rivolta a loro essenzialmente. Abbiamo degli eventi, quindi caricare degli eventi in modo tale che tutti i membri della community siano al corrente di tutto quello che succede. Abbiamo i gruppi, la formazione di gruppi, che è quello che vi dicevo prima, cioè la possibilità di formare dei gruppi, che possono essere per esempio dei gruppi. Noi abbiamo creato un gruppo, per farlo vedere, il gruppo Sardi in Svizzera, però può essere un gruppo per esempio formato dal circolo, oppure può essere un gruppo tematico su un progetto. Non c'è limiti rispetto a questo, l'importante è che vi sia l'aggregazione complessiva. Chiaramente poi i membri bisogna partecipare, quindi la nostra opera deve essere quella assolutamente di divulgazione, cioè mettere a disposizione, far conoscere questo strumento, mettere in relazione i giovani tra di loro, prima che in relazione col circolo, perché poi la relazione col circolo è inevitabile. Nel momento in cui parliamo di progetti, parliamo di attività, la relazione col circolo diventa la conseguenza naturale di tutto questo. Prima mettiamo in contatto i giovani tra di loro, quelli che hanno un DNA particolare, quello della Sardegna, che hanno a cuore la Sardegna. Questo è l'aspetto principale che ci sta dentro. Si possono caricare dei video, ne abbiamo caricati qualcuno della Sardegna. Per non appesantire il sito abbiamo caricato quelli che sono presenti su YouTube, e anche in questo caso, per non appesantirlo, perché poi i costi per la federazione aumentano, sarebbe opportuno inserire i video prima su YouTube e poi mettere il link nel nostro sito. I giovani sanno di che cosa sto parlando. Abbiamo i post, chiaramente, tipo Facebook sulla destra, e quindi è un meccanismo assolutamente conosciuto e
e di facile applicazione. Abbiamo chiaramente un form di registrazione, un form della prima registrazione che ha dei contenuti base che sono il nome, l'utente, l'email, la password, le termini e condizioni della partecipazione, e questa rappresenta la prima videata di ingresso, che sono tutti i dati che sono obbligatori, che sono quelli con l'asterisco rosso puntato, che permettono a un membro di potersi logare all'interno del sito. Successivamente abbiamo il full registro, cioè il registro pieno con ulteriori informazioni, dove sono obbligatorie solamente quelle con l'asterisco rosso. Le altre sono informazioni molto importanti che però lasciamo alla discrezionalità di chi si registra di poterlo mettere. Certamente sono informazioni molto importanti per poi che servono per fare community, cioè per ritrovarsi persone che hanno gli stessi interessi e le stesse propensioni. Quindi abbiamo la data di nascita, localizzazione, dati di contatto, informazioni del loro rapporto con la Sardegna, che sono altri elementi molto importanti poi per costruire anche successivamente delle iniziative ad hoc rispetto per esempio alle persone che sono complessivamente che partecipano in modo più pieno. Abbiamo poi un'integrazione complessiva del sito attraverso la Google Maps, che è sostanzialmente la localizzazione dove si è, attraverso Facebook dove c'è la possibilità di integrare il proprio login, e poi abbiamo dei controlli sugli spam che abbiamo messo in modo automatico e la condivisione di URL, che è sostanzialmente la condivisione di siti complessivi. Abbiamo detto che però il sito sotto questo profilo è qualcosa di più, nel senso che abbiamo introdotto appunto tutta quella parte relativa, alla comunicazione tra i giovani. Quindi ci sono tutti gli elementi tipici per la comunicazione. E l'altro aspetto, quindi esiste per esempio una chat, esistono dei gruppi, esistono dei messaggi. La chat può essere svolta solamente tra coloro che si sono dati l'amicizia. Questo per avere un modo di colloquiare diretto, evitare delle intrusioni non gradite all'interno delle chat. Ma si possono fare anche dei sondaggi, si possono lanciare dei sondaggi all'interno del gruppo dei giovani per vedere cosa ne pensano di determinati argomenti che possono interessare le circoli, le federazioni, i giovani. C'è la condivisione dei media, e quindi la condivisione totale su tutti i media presenti, e diciamo che sotto questo profilo abbiamo realizzato un modello che risponde pienamente alla nuova modalità di comunicazione, molto immediata, veloce, e su cui veramente si può costruire una piattaforma di relazioni condivise. Quindi questo rappresenta sostanzialmente un modello evolutivo dell'associazionismo rispetto ai termini così come lo conosciamo noi. Vi dicevo che appunto i due siti interessati sono questi, sono attivi da mercoledì, quindi veramente stiamo lavorando online, in linea e in modo tempestivo. Sono in linea venerdì, se chiaramente come tutte le cose nuove hanno bisogno di un rodaggio, quindi se trovate qualcosa che non va bene segnalatelo, è cosa assolutamente gradita questa cosa, in modo tale che ci permetta di migliorare. Noi abbiamo fatto dei test precedenti e qualcosa l'abbiamo trovata, ma sicuramente qualcosa ci può essere scappato perché chiaramente va tutto rodato. È uno strumento molto potente, questo lo devo dire, perché è uno strumento che può permettere veramente un approccio diverso rispetto al passato. Grazie, io ho terminato la mia esposizione sotto questo profilo. Sono Leonardo, se vuoi riprendere la parola per definire poi i due laboratori.